No, non ho nessuna pretesa di chiudere, anzi, spero di riaprire. Ho una convinzione, che non c'è politica se non c'è una visione. Visione vuol dire costruire scenari, vuol dire mettere in relazione fenomeni, vuol dire accompagnare processi. Avverto anche dentro il PD l'assenza di una visione. È un problema di fondo. È un problema di fondo. Con questo non voglio arrogarmi assolutamente la pretesa di avere io una visione, perché va costruita all'interno di organismi come un partito. E quindi da questo punto di vista sono qui perché non ho amicizia solo, ma riconosco che questa è una delle strade. Devo dire difficile anche e soprattutto quando ti danno troppo da mangiare, che fa parte del gioco. In che senso posso aiutare la visione? Posso aiutare la visione per esempio lavorando, come sto facendo, con una fondazione, perché ho dato la mia disponibilità a una fondazione Onlus, cioè la fondazione Fabbri, perché io registro un'altra questione di fondo. Non esistono più luoghi del sociale dove si sedimentano i conflitti sociali, cioè dove si analizzano, si metabolizzano i conflitti sociali. Questa è un'altra carenza del PD. Dovrebbe in qualche maniera elaborare una posizione che c'era molti anni fa, perché la storia era diversa, in cui la compensazione del conflitto attraverso le varie voci avveniva all'interno del partito. Oggi invece purtroppo c'è una logica da leadership dove il conflitto in realtà non viene rielaborato. E allora mi sono affidato a un soggetto terzo. Cosa vuol dire un soggetto terzo? Un soggetto che non ha pretesa di governare, ma ha la volontà di offrire in qualche modo il proprio contributo. E come ha offerto il proprio contributo? Questo è uno degli esempi che adesso vi descrivo. 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, in un incontro con il presidente della fondazione, che vi saluta tutti, che avrebbe voluto essere qui, che è Giustino Moro, che penso conosciate perché è stato il sindaco per 2 mandati di Pieve di Soligo, gli dico: guarda che dobbiamo tentare con la fondazione di accedere ai fondi dell'Unione Europea sulle smart city. E lui mi dice: Roberto, spiegami bene che cos'è una smart city, perché ne ho sentito tanto parlare, ma ho bisogno di capire. Allora gli faccio uno schema dove gli spiego che cos'è la smart city. E in questo schema la cosa più, io l'avevo studiata per questioni del mio ruolo accademico, eccetera, la cosa più interessante dal mio punto di vista è che tutti gli esempi mondiali, perché le smart city non sono un fenomeno solo finanziato dall'Europa, è un fenomeno mondiale, hanno una caratteristica. La caratteristica è questa: ogni smart city è diversa da ogni altra smart city. Cosa vuol dire questo? Vuol dire semplicemente che le tecniche applicate, che vuol dire il digitale, che vuol dire la rete, che vuol dire il web, eccetera, cioè una tecnologia non è omologante, cioè non produce omologazione, produce diversità. Perché produce diversità? Perché alimenta dal basso i fenomeni, cioè individua essa stessa per propria natura, al di là della volontà politica, all'interno dei fenomeni la caratteristica di quei fenomeni, li alimenta, li sviluppa. Per cui tu hai una quantità ormai notevole di smart city su governi completamente diversi, una diversa dall'altra, che si è fondata su le proprie tradizioni, le proprie qualità, le proprie potenzialità e soprattutto attraverso un rapporto con la cittadinanza che ha alimentato questa dimensione e che, badate bene, questo è un punto fondamentale, non è assolutamente un problema di partecipazione.
una cosa che io vorrei che la sinistra rivedesse è un suo infantile amore per la partecipazione, perché il più delle volte nasconde l'incapacità di essere responsabili. Dopo arriveremo, perché vorrei chiudere su questo. Allora io gli ho fatto lo schema a Giustino che mi ha detto: ma sai Roberto che se tu mi avessi fatto questo schema quando io ero sindaco avrei cambiato completamente la mia visione politica, ma non dal punto di vista ideologico. Il problema era molto semplice, che lo schema che io gli ho fatto diceva queste cose che voi potete aprire nella pagina della Smart City, che riassumo così. Che cosa serve per realizzare una Smart City? Da che cosa è composta? Qual è il processo logico per realizzare una Smart City? Quali le politiche principali? Poi avete il tempo di leggerlo perché io ho solo 10 minuti e quindi non voglio non arrivare alla conclusione. Qual è il problema di fondo? È molto semplice. Giustino l'ha capito subito. Non me l'ha detto, ma ci siamo guardati negli occhi. Ha capito che lui era vittima di un accordo politico che funziona esattamente così. Io vado, divento sindaco perché appoggiato da gruppi, dopodiché devo delegare a questi gruppi una parte della gestione. Io non sarò mai smart, perché se la mobilità non ha niente a che vedere con l'energia, l'energia non ha niente a che vedere col turismo, il turismo non ha niente a che vedere con la formazione, non sarò mai smart. Perché essere smart non è avere computer, essere smart è tenere insieme questi fenomeni. E allora la politica dovrebbe essere, per esempio, basata sul fatto, la cosa più banale che mi viene in mente, che è sconvolgente però, che io non voto persone, voto programmi. Questo è il passaggio semplice. Programmi che si confrontano, programmi che si possono confrontare con tecnologie che immediatamente le rendono attuabili, fattuali. E lui mi ha detto: senti Roberta, ma perché non scrivi queste cose, visto che il mio mestiere è scrivere, così poi, siccome il compito della fondazione è le buone pratiche, mandiamo il libretto a tutti i sindaci del territorio, con la speranza che capiscano questa cosa, che si attivino in questo modo. Perché non è che i sindaci in cuor loro non vogliano questo. Il problema sono resistenze di altro tipo, non è un problema di cattiva coscienza, no? Non è un problema, è che ci sono meccanismi che resistono, bisogna romperli. Quando allora ho detto mi metto assieme a un mio gruppo di dottorandi, eccetera, e lo facciamo. Quando sono arrivato ad avere il libro pronto, e mi sono reso conto che il libro mi avrebbe ancora messo, come dire, come il professore che fa il libro. Non era quello il problema. Il problema era dare la possibilità a un sindaco di aprire un foglione con i suoi assessori e di dire: ragazzi, ragioniamo su sta roba, per cortesia. Non solo, mentre il lavoro accademico poteva servirmi per dire: io sì, ho scritto un libro, ma vi giuro che non ho proprio più di queste questioni, il mio problema di fondo era dire qui dove trovate i soldi e che informazioni dovete avere. Cioè è un servizio. Sapete qual è stata la mia domanda quando ho deciso di fare questo? Ma perché non l'ha fatto l'università? Perché io dentro all'università non sono riuscito a fare una cosa così? Cioè un servizio per cui da allora io ho sindaci, perché questo l'ho fatto girare, come l'ho fatto girare qui da voi, no? Sindaci che mi telefonano e mi dicono, non mi dicono professore le do un incarico, perché gli direi di no, e lo sanno. Dicono grazie perché finalmente sappiamo di che cosa parliamo. Sappiamo finalmente di che cosa parliamo. Perché era evidente che tutti si riempivano la bocca del termine Smart City, ma questi dati di base non erano in mano a nessuno. Il servizio doveva farlo l'università, l'ha fatto una fondazione, c'è qualcosa che non torna. Piccola parentesi, non pensate per cortesia che io sia, per esempio, dal punto di vista accademico, rancoroso, perché sono professore ordinario. Cioè
sono il massimo del livello accademico. Non ho un problema di rancore, ho un problema di responsabilità che dice, lo vedremo dopo, se ci arrivo, che l'università avrebbe dovuto fare questo, non una fondazione. Però meglio che ci sia, ringraziamo Dio che ci sia. Dopodiché ho detto, bene, una volta che ho deciso di fare questo e lo distribuiamo, costa poco, costa niente, lo mandiamo, è chiaro, è discutibile, benissimo. Ma qual è il problema del nostro territorio? Possiamo risolvere la questione con la Smart City? Siccome avevo ben studiato le dinamiche per le acquisizioni dei fondi dell'Unione Europea, una cosa mi sembrava, certo, badate bene, uno dei dati è che non sappiamo fare le domande. Non sappiamo fare le domande, non sappiamo fare lobby, non sappiamo fare sistemi, non sappiamo organizzarsi a Bruxelles. E ve lo garantisco perché io vado costantemente lì, ok? E me ne rendo perfettamente conto. Non solo i dati economici, no? Sono i dati complessivi che lo dimostrano. Ma c'è un altro termine, perché io non sono fazioso. C'è un'altra questione. Il nostro territorio non è adatto alle logiche che fino all'altro giorno erano quelle che permettevano l'acquisizione dei fondi europei. Perché? Perché abbiamo un territorio diffuso, perché abbiamo un territorio frammentato, perché abbiamo, chiamatela come volete, la città diffusa e così via, che è un caso abbastanza particolare a livello mondiale, non è così normale. Per cui la differenza sostanziale sta, e qui è il passaggio, nel dire adesso facciamo una logica che non è smart city, ma smart land, anche perché così accompagniamo un processo che secondo me è fondamentale. Il processo è il seguente, e qui mi riferisco al primo e al secondo intervento, cioè quello rispetto alla questione dell'autonomia. Vedete, quello che sta accadendo, allora, tutti noi sappiamo, perché siamo tutti dentro alla politica, che c'è la legge del Rio, che smuove, intacca le... non sto dicendo che è buona, non è quello il mio problema, che intacca il potere delle regioni, nessuno se ne accorge che è un attacco violentissimo alle regioni, poi vi spiego perché, anzi ve lo spiego subito, è molto semplice. Dovrebbe concludere. 11 città metropolitane. Se qualcuno facesse i conti della popolazione acquisita complessiva delle 11 città metropolitane, si renderebbe conto che circa il 70% dei voti sono all'interno delle città metropolitane. E il potere del sindaco della città metropolitana è di gran lunga più alto del potere del presidente della regione. Zaia credo sia lì che non sa cosa fare, ma se ne stanno rendendo conto. È giusto o sbagliato non lo so, ma questo sta accadendo. Le province sappiamo cosa sta accadendo. Ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale. Certo, però immaginate, mica scemo. No? I comuni stanno tutti tentando di riaggregarsi. Allora uno dice, ecco, è un processo molto semplice. A livello globale sta avvenendo la decostruzione dei sistemi territoriali. A livello globale, non a livello italiano, a livello globale. Se voi fate le domande per i finanziamenti europei, voi non avete finanziamenti se non vi abbinate ad altri territori all'interno dell'Unione Europea diversi dal vostro. Perché l'Unione Europea sa benissimo che così disgrega sistemi territoriali. Ma vi dirò di più, che le tradizioni sulle quali uno dice le regioni sono queste, sono tradizioni che non reggono più dal punto di vista delle identità collettive. Non è vero. Le regioni lo sappiamo bene come sono nate. Proviamo a dire questa questione da storico. Il grande sistema post-napoleonico, 1815, il congresso di Vienna, basato sugli stati-nazione,
che organizzavano territori con confini che avevano un grande valore economico, si sta disgregando. Ma disgregandosi, disgrega tutti i sistemi interni. Ed è questo che va governato. Non riaffermare le regioni, l'autonomia delle regioni. Certo che ci vuole l'autonomia. Il globale è per propria natura locale. Cioè più aumenta la globalità, più c'è bisogno di governo territoriale. Ma sono i territori che vanno cambiati. Perché le aggregazioni sono state fasulle, faloppe, economicamente, ideologicamente, culturalmente faloppe. Cioè erano organizzazioni e creazioni, come dire, artificiali di un potere che non se ne fregava assolutamente della storia, delle tradizioni, del potenziale economico di ogni territorio. Smart City, Smart Land significa questo, rivedere gli assetti territoriali. Vado a chiusura perché sennò... E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, benissimo, quali sono i grandi temi? Cittadinanza. Cosa vuol dire cittadinanza? Il welfare. Ma voi avete idea che il welfare possa ancora essere quello tipico della tradizione del modo di produzione industriale? Vi do solo un dato, così mi rendo conto. Allora, un gruppo di dottorati di un'università, di un insieme di università parigine, con i quali ho avuto un incontro poco tempo fa, ha fatto un'indagine con i sindacalisti che operano come rappresentanti dei vari sindacati nazionali nell'Unione Europea, a Bruxelles, facendo questa domanda: quando è che i sindacati faranno una lotta unitaria a livello europeo? No, a me sembra una buona domanda. Sapete qual è stata la risposta? Cioè è impossibile. Perché è impossibile? Perché i sindacati difendono dei welfare che sono uno diverso dall'altro a seconda delle nazioni e quindi non riescono a trovare una politica comune esemplare. E allora qual è il problema? Che dobbiamo fermarci lì? No, quella logica dei sindacati, sono un uomo di sinistra, lo ricordo, non sto attaccando i sindacati. Quella logica dei sindacati è ancora ancorata all'idea che noi si sia all'interno di un modo di produzione industriale nel quale il conflitto sociale è legato al rapporto capitale-lavoro. Non è più così, non è più così. E allora su che cosa dovrebbe operare il sindacato? Perché non sto dicendo che non devono esserci i sindacati, su quello che sta emergendo dopo questo dibattito con questi giovani dottorandi, quindi il meglio delle università europee, sulla biopolitica. Cioè io non posso più fare la guerra sui temi tradizionali del welfare che sono sanità, sicurezza e scuola. E pensioni. E pensioni, certo, fa parte della... no? Ma lo devo fare sulla vita, sul modo di vivere. E guardate bene, questo sembra non avere niente a che vedere con, per esempio, col turismo, tanto per, come dire, legarmi all'intervento precedente. Ma no, ha assolutamente a che vedere col turismo. Sapete perché? Perché dai dati che ho io, e poi magari ci confrontiamo se abbiamo occasione, il turismo internazionale non si sta più muovendo sui turismi esotici, cioè il turismo di massa sta intendendo, né si sta muovendo sui turismi culturali. In una battuta ormai Michelangelo viene chiamato Mike Angel. Ho detto in altri termini, c'è più turismo a vedere i panda, gli ultimi panda, che a vedere Raffaello. Rendiamocene conto, il che significa che dobbiamo buttare all'acqua Raffaello e Michelangelo, ma neanche lontanamente. Provate a immaginare se dico una cosa di questo genere. Però c'è un dato, che il turismo, quello di massa, va a vedere come si sta bene nei territori. Cioè, se viene qui e trova le strade che non funzionano e trova la gente che sta male, va via, non torna. Se trova un modo di vivere civile, autonomo, con le proprie tradizioni, rispettoso, eccetera, torna. Questo è il dato. Sto parlando dei sistemi di massa. Quindi i problemi da mettere in rete per diventare smart, e poi davvero chiuso, sono la cittadinanza,
Ma la cittadinanza significa welfare. Lo sviluppo significa industria e ricerca. L'economia significa il posto lavoro. L'identità significa i problemi dell'appartenenza. La mobilità significa non solo la mobilità fisica, ma anche quella digitale, che è altrettanto fondamentale oggi. L'energia, inventate di quel che volete. I saperi, ma basta con questa storia dei saperi legati solo a una piramide che non serve più alla collettività. L'università dovrebbe essere cambiata radicalmente, la scolarità dovrebbe essere cambiata radicalmente. E invece noi siamo qui ancora con un sistema della scolarità assolutamente inadeguato alle dinamiche sociali nelle quali stiamo vivendo. Ma non perché non gli diamo agli studenti il computer, ma perché non si usa una nuova epistemologia, cioè un nuovo modo di pensare ai fenomeni e a reagire ai fenomeni. Lo dico molto semplicemente: io nella mia università ho ancora chimica 1, chimica 2 e chimica 3. Nelle università, per esempio nell'MIT, non esiste chimica 1, chimica 2 e chimica 3. Esistono dei corsi problem solving. Se io devo affrontare il problema della storia dei ponti metallici, voglio con me un chimico, voglio un fisico, voglio uno specialista dell'industria delle tecnologie. Questo voglio. Ma qui non posso farlo. Qui chi è all'università lo sa benissimo che non si riesce a farlo. E ultimo, fondamentale, il paesaggio. Il paesaggio è il nuovo soggetto politico. Se non capiamo questo, non capiamo quello che sta accadendo. E ve lo spiego in modo molto semplice. Io prendo una bottiglia di prosecco, un terzo di quel vino ha quel valore perché è di quel paesaggio. Quel vino lo vende il signore XYZ, ma quel paesaggio è di tutti noi. Ma è anche cultura il paesaggio. Certo, è di tutti noi. Allora il problema vero è come quel profitto non gli viene rubato, perché no, non la penso così, ma come quel profitto, quell'in più, quel valore aggiunto, quel terzo di valore che sta in quella bottiglia, ritorna nella comunità. Chiudo così, poi scusandomi del tempo rubato.